Sono storie di tutti i giorni, vecchi discorsi sempre da fare, cantava Riccardo Fogli, vincitore a Sanremo nel 1982, con storie di tutti i giorni, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 26 di maggio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono gli auto da fede di Giulio Cainarca, i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, la rassegna stampa di Semivarin, che io sto sostituendo, e naturalmente videopillole, interventi, noccioline, caramelle e tanta bellissima roba ancora. Le coordinate a cui incrociamo: 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure se volete telefonare, ma quando lo dirò io, 029294 7222. Ho chiarito tutto questo, voglio salutare e augurare buon lavoro al nostro pescatore di magiche onde che è il nostro Simone. Lo ringrazio come sempre perché lui mi permette di colpire le vostre orecchie e i vostri occhi attraverso il canale 252 del digitale terrestre, oppure Twitch, YouTube, l'app della nostra radio, e poi Savasandir, la pagina Facebook. Buongiorno a tutti, storie di tutti i giorni, e in effetti vecchi discorsi sempre da fare. In effetti, guardate, questa è una di quelle mattinate in cui le parole di Riccardo Fogli si rivelano quanto mai vere. Di che cosa parliamo? Sempre delle solite cose, nell'ordine: dell'Ucraina, di Gaza, i dazi dell'UE, la von der Leyen ha telefonato a Trump, ha implorato, ha ottenuto un rinvio fino all'inizio di luglio. Poi abbiamo il professor Ricolfi che sul Fatto Quotidiano dice una verità sacrosante, cioè che coi talk non si capisce più niente. Salvini che è in tour per il ponte, ma anche il DL sicurezza, le nuove norme sugli sgomberi, le fake news che sono state diffuse sulla caccia. Sapete che nei giorni scorsi qualcuno di voi mi aveva chiesto lumi sull'argomento. Si torna a parlare di fine vita. Il ministro Nordio che dice la sua su Garlasco, dice: ma dopo 2 assoluzioni che senso aveva condannare Alberto Stasi? E poi tra l'altro, a proposito, il famoso pezzo di intonaco su cui si sono scapicollati tutti quanti, a quanto pare non c'è più. Questo è quello che dice Libero, quindi come vedete questa storia rischia di trasformarsi in una grande bolla di sapone e finire in fuffa. Ma gli italiani si perdono sempre appresso a queste cose sanguinose, sanguinarie e così via. E poi abbiamo Beppe Sala, il sindaco, l'ineffabile sindaco di Milano, che, non avendo niente di meglio da dire, dice che intitolare un liceo a Sergio Ramelli sarebbe divisivo. Poverino, povero Sergio Ramelli, soprattutto. Va bene, cominciamo con le agenzie. Allora, eccoci qua sull'ANSA. La guerra commerciale, colloquio fra Trump e von der Leyen sui dazi al 50% all'UE, rinviati al 9 di luglio. Trump mi ha chiamato e ha chiesto un'estensione. Ho accettato. Von der Leyen ha definito ottima la telefonata col presidente americano. L'Europa è pronta a portare avanti i colloqui in modo rapido e deciso. Medio Oriente, raid israeliano su una scuola nella città di Gaza, almeno 25 morti e 60 feriti. L'Ucraina, Trump, Putin è impazzito. Se tenta di conquistare tutto, la Russia cade. C'è un rapporto, tra l'altro, lo vedremo su Il Giornale, dei servizi segreti americani che dicono che ce la possono fare al massimo fino a dicembre, dopodiché anche basta. Calcio, Serie A, finale show, Juve in Champions, Roma in Europa League, Venezia ed Empoli in B. La giornata internazionale, minori scomparsi, oltre 8.000 denunce a metà del 2024, la fascia d'età più colpita è tra i 16 e i 17 anni. Cosa fare se succede?
A Ostia il ricordo di Pasolini a 50 anni dalla morte, convegno dedicato al poeta e scrittore e alla sua eredità intellettuale. Al via a Roma i lavori per restituire al pubblico Casa Pasolini, che io ricordi però l'avevano venduta. Il post del regista, Moretti contro Netanyahu, quanti palestinesi devono ancora morire? Andiamo a vedere la BBC. La BBC, ecco qua, apre con Trump. Trump definisce Putin un pazzo dopo il più forte attacco russo sull'Ucraina. In un raro rimbrotto, il presidente americano dice di non essere contento della sua controparte russa a proposito degli ultimi attacchi. Poi vedete qui a sinistra, in migliaia ricordano George Floyd nel quinto anniversario della morte, e poi di spalla, lo vedete qui, la situazione è difficilissima. La BBC torna a Gaza, dove ci sono bambini che sono affamati dal blocco israeliano. Ancora Trump si accorda per estendere i colloqui con l'Unione Europea sui commerci dopo aver minacciato i dazi al 50%, e quindi riferisce anche della, come si dice, della telefonata con la von der Leyen. Poi abbiamo il re viaggia, il re va in Canada per appoggiarlo nel momento in cui naturalmente si trova a confrontarsi con Trump. Carlo III e la regina Camilla arriveranno in Canada quest'oggi per una visita che viene vista come simbolo di supporto. Viva Sua Maestà! L'ultimo aggiornamento, appunto, a proposito di Trump, che ha dato del pazzo a Putin. Il presidente americano Donald Trump, scrive la BBC, ha detto di non essere contento della sua controparte russa Vladimir Putin a seguito del più ampio attacco aereo di Mosca contro l'Ucraina. In un raro rimbrotto Trump ha detto: ma che diavolo gli è successo? Sta ammazzando un sacco di gente. Ha poi definito Putin assolutamente pazzo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva detto poco prima che il silenzio di Washington sugli ultimi attacchi russi sta incoraggiando Putin, e chiede una forte pressione, incluse sanzioni molto più dure, su Mosca. Almeno 12 persone sono state uccise, decine sono state ferite in Ucraina nel corso della notte di domenica, dopo che la Russia ha lanciato 367 tra droni e missili, il numero più alto in una notte da quando Putin ha lanciato l'invasione su larga scala nel 2022. Gli avvisi di attacco aereo dei droni in arrivo e dei missili in arrivo sono suonati di nuovo in molte regioni dell'Ucraina all'alba di lunedì. Almeno 3 persone, incluso un bambino, sono state ferite nella città a nord-est di Kharkiv. Questo è quello che dice il sindaco Ihor Terekov. Nella zona sud di Zaporizhia 2 persone sono state ferite, invece, dice il responsabile della regione Ivan Fedorov. In Russia il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha detto che 2 droni ucraini che stavano dirigendosi verso la capitale sono stati distrutti dalla contraerea. Non risultano feriti. Parlando poi ai giornalisti in New Jersey nella serata di domenica, Trump ha detto di Putin: lo conosco da molto tempo, mi sono sempre trovato in buone relazioni con lui, ma sta cominciando a mandare razzi contro le città e ammazzare gente. La cosa non mi piace per niente. Alla domanda se sta considerando di aumentare le sanzioni americane sulla Russia, Trump ha risposto certamente. Il presidente americano ha anche minacciato più volte di farlo già in passato, ma naturalmente ancora non ha applicato alcuna restrizione contro Mosca. Poco dopo Trump ha scritto su un post su Truth Social che Putin è diventato assolutamente pazzo. Ho sempre detto che vuole tutta l'Ucraina, non una porzione di essa, e probabilmente lui sta cercando di dimostrare di avere ragione, ma se lo fa, se ci prova, porterà alla caduta della Russia, punto esclamativo. Ma il presidente americano ha avuto anche delle parole dure per Zelensky, dicendo che non sta facendo un buon lavoro per il suo paese con le parole che lui usa. Tutto quello che gli esce dalla bocca non fa altro che causare problemi. Non mi piace
e dovrebbe finirla, ha scritto ancora Trump a proposito di Zelensky. Malgrado gli alleati europei di Kiev stiano preparando ulteriori sanzioni contro la Russia, gli Stati Uniti hanno detto che continueranno sia a cercare di guidare i colloqui di pace che considerare la possibilità di ritirarsi se non ci saranno dei progressi. La scorsa settimana Trump e Putin hanno avuto una telefonata di 2 ore per discutere un possibile accordo sul cessate il fuoco proposto dagli americani per fermare i combattimenti. Il presidente americano ha detto che riteneva che la telefonata fosse andata molto bene, aggiungendo che Russia e Ucraina avrebbero iniziato immediatamente dei negoziati per un cessate il fuoco e la fine della guerra. L'Ucraina ha pubblicamente detto sì a un cessate il fuoco di 30 giorni. Putin ha solo detto che la Russia lavorerà con l'Ucraina per stendere un memorandum su una possibile pace futura, una mossa che è stata descritta da Kiev e dai suoi alleati europei come una tattica dilatoria. E i primi colloqui diretti Ucraina-Russia dal 2022 si sono tenuti il 16 di maggio a Istanbul, Turchia. Oltre a un grosso scambio di prigionieri che è avvenuto la scorsa settimana, non c'è stato però nessun altro grosso progresso nel raggiungimento di una pausa nei combattimenti. La Russia al momento controlla solo circa il 20% del territorio ucraino. Questo include la Crimea, la penisola meridionale dell'Ucraina, che è stata annessa da Mosca nel 2014. Così la BBC questa mattina. Andiamo a vedere adesso i quotidiani italiani, andiamo a vedere le prime pagine di questa mattina. Kiev, questo è il Corriere della Sera, mitico Corrierone, a lunedì, come sapete, Avvenire non esce. Corriere della Sera, Kiev, le bombe di Putin sui civili, il raid più pesante dall'inizio della guerra, ultimato lo scambio di prigionieri, a Gaza i camion d'aiuti italiani, USA, frenare l'offensiva di terra. Zelensky contro il silenzio americano, voci da Mosca, sventato attacco all'elicottero del leader russo. Al 9 luglio sente von der Leyen, Trump rinvia i dazi per l'Europa, elezioni, seggi aperti fino alle 15, comuni al voto, affluenza in discesa. Garlasco, intervento a sorpresa del ministro, Nordio difende Stasi, condanna irrazionale. Il Fatto Quotidiano se la prende con Crosetto, Libro e Moschetto, le nostre guerre sono giuste, propaganda vademecum per promuovere la cultura della difesa, cioè il riarmo. In giustizia, altri colpi del governo contro i magistrati, DL sicurezza blindato con la fiducia, niente arresti agli incensurati. Ancora l'Ucraina, droni contro il presidente russo, missili su Kiev, Mosca, altri negoziati a Istanbul, il 20 Putin è scampato a un raid. Lo vedete qui a sinistra, parla Luca Ricolfi, addio opinione pubblica, nei talk show tutto è confuso. E poi il Fatto Quotidiano riferisce del dossier shock sui musulmani che scuote la Francia, di cui abbiamo già dato notizia 2 giorni fa. Il Giornale, pressing su Trump che si vuole sfilare, il report USA, Putin è bloccato, l'avanzata russa rallenta, gli 007 è il momento migliore per costringere lo zar a trattare. Lui bombarda Kiev, giallo sull'attentato al suo elicottero. Il tentativo di Meloni convincere Donald a rinviare i dazi UE di un mese. Notizia evidentemente ormai superata dal fatto che c'è stata la telefonata von der Leyen Trump. Fotonotizia a centropagina, eccolo qua appena sceso dalla sua Vespa. Madrid, sanzioni a Israele, aiuti italiani a Gaza, Nanni Moretti contro Netanyahu, sinistra in piazza. Il caso di Garlasco, Sempio, sangue sull'impronta, l'avvocata di Stasi spiegherà cosa faceva in cantina. Il Tempo, i piani di Landini vanno in fumarola, Ponte, Jobs Act, contratti, la leader CISL contro tutti i no della CGIL, così la segretaria smonta il sogno di Landini di prendersi la sinistra. Di spalla i dubbi del Colle, Salvini in tour antimafia per blindare il ponte, Piantedosi, barriera contro i mafiosi, il nuovo decreto sicurezza, sgomberi lampo a chi occupa, fuori i ladri di casa in 24 ore, Molteni, solo i Dem sono contro. E beh, Ilaria Salis qualcosa deve avercelo insegnato, no?
L'ingresso in Laterano, al pontefice le chiavi di San Giovanni, Leone vescovo di Roma, coraggio per la pace, il conflitto ucraino, ma la guerra non si ferma, droni russi contro Kiev, Zelensky fate pressione su Putin. Vediamo poi il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, il Papa in Campidoglio vede Gualtieri, per voi e con voi, oggi sono romano. C'è il Papa che si gira verso il suo segretario particolare e gli dice che gli dovevo chiedere, mica mi ricordo. Ma niente, se ci può fare le vaste multe. Geniale, bello anche il report del Tempo, visto da dentro, i detenuti del carcere di Rebibbia Nuovo Complesso raccontano i fatti d'attualità. La Repubblica, mobilitazione per Gaza, il centro-sinistra, pronti a una manifestazione nazionale, uccisi 2 operatori della Croce Rossa, Ucraina, raid su Kiev, Zelensky, colpa del silenzio USA, russi, attaccato l'elicottero di Putin. Ancora, dazi, Trump a von der Leyen, proroga fino al 9 di luglio, un ricercatore italiano ad Harvard, l'America mi ha tradito. Poi abbiamo un femminicidio probabilmente, non si sa, Legnano pugnalata alla schiena e caccia al killer. È stato un vicino di casa a scoprire il cadavere di Vasilika Pontinu, 35 anni, origini rumene, ieri nel primo pomeriggio in un piccolo appartamento a Legnano nel milanese. La donna faceva la escort, l'assassino potrebbe essere il suo ultimo cliente. Abbiamo poi lo sport, la Juve va in Champions, Montecarlo, la Ferrari è seconda. Poi c'è una bella roba qua nella pagina di cultura, il viaggio di Rumiz sulle tracce dei 1000. Paolo Rumiz è un grandissimo scrittore, oltre che un grandissimo giornalista. Vi suggerisco di leggere i suoi libri perché rappresentano soprattutto, per esempio, Trans Europe Express, che è questo viaggio che lui ha fatto dalla Russia a Costantinopoli lungo il confine, Costantinopoli, sì, Istanbul, io sono rimasto al tempo dell'impero, ed è un bel modo per capire il pensiero dell'Est, l'indole dell'Est. La Stampa, eccoci qua, i media russi, negoziati a Istanbul, lo scambio di prigionieri aiuta il dialogo, ma la scia di sangue non si ferma, il silenzio USA aiuta le stragi. Missili su Kiev, almeno 12 morti, Zelensky si appella a Washington, attaccato l'elicottero di Putin. Di spalla il professor Cacciari, il mondo incapace di evitare l'orrore, la strada in salita del nuovo pontefice. Poi vedete la giustizia, Nordio irrazionale, la condanna di Stasi. Doppia fotonotizia, la Juve batte 3-2 il Venezia, Toro KO in Champions, e poi c'è il giovane Leclerc, GP di Monaco, vince Norris davanti a Leclerc, la Ferrari c'è. La Verità, giravolta sfacciata in poche settimane, sui dazi il PD implora la Meloni, Schlein e compagni per mesi hanno accusato il Premier di rompere l'unità europea andando a Washington col cappello in mano. Ora che sul negoziato Bruxelles mostra il fallimento della sua linea, chiedono alla nemica di indurre Donald a più miti consigli. Intanto gli imprenditori non piangono, la D di Golden Goose, le tariffe, nessun problema. Fotonotizia a centropagina, ecco il Papa con Gualtieri. Leone XIV conquista Roma e un Papa che ritorna a guardare l'Occidente. Russia e Ucraina, la guerra peggiora, Zelensky si scaglia contro l'America, pioggia di missili da Mosca che poi accusa tentato assalto all'elicottero di Putin. Mauro Harvard NC, pur di attaccare l'odiato Trump a sinistra, torna in moda la verità, implacabile come sempre Francesco Borgonovo. Non solo Genova, oggi si vota fino alle 15 per le elezioni amministrative, la Salis si lamenta ma l'hanno trattata coi guanti. Un'intervista, ecco, questa è un'inchiesta molto interessante, a pagina 6 e 7 di Stefano Piazzi. Gli armamenti per Kiev rischiano di finire in mano alle mafie, segnatamente all''ndrangheta, vi spoilerò già in mano a chi vanno a finire. E poi abbiamo un'intervista a Claudio Lippi, Boldi e il Cav, i miei incontri più fortunati. Che dolore! Vabbè. Claudio Lippi, signore e signori. Libero, l'ultima carta. Attentato alla Zar. I russi rivelano, gli ucraini hanno lanciato all'attacco i loro droni durante la visita in elicottero del presidente nel Kursk, senza successo. Altra iniziativa dopo l'evento a scrocco di Roma, scioperi della fame e corteo, la sinistra si riunisce solo per Gaza.
Fotonotizie a centropagina, ecco qua il figlio di Vittorio Gassman. Mangiatoia Cinema, i film dell'attore finanziati da noi, i flop di Gassman ci sono costati 40 milioni. Champagne! I deliri del femminismo, anche la Venere nuda è diventata sessista, vabbè. La russa, 2 pesi e 2 misure, niente liceo Ramelli, per Sala è divisivo. Vabbè. Bocca mia, taci, che ora si è fatta? Le 7:54. Chiudiamo poi con Italia Oggi 7, il settimanale di Italia Oggi con Marino Longoni, con direttore di Italia Oggi, Roxy Tomasicchio e Silvana Saturno, che salutiamo, ciao. Le SPA dimezzate in 20 anni, dalla riforma del diritto societario 2004 sono scese da 61.000 a 33.000, mentre le SRL sono salite da 1 milione a 1,5 milioni. L'effetto dei controlli societari. Dagli USA arriva una nuova tassa ritorsiva, l'Italia è nel mirino, ne scrive Rizzi a pagina 7. E poi abbiamo di spalla Marino Longoni, SRL più del 10% senza vigilanza. Andiamo proprio bene. E adesso, signore e signori, passiamo, siccome tra l'altro oggi abbiamo l'onorevole Molinari alle 9:05, chiaramente non possiamo fare, diciamo, il recap dei giornali locali, per cui andiamo dritti adesso a vedere quello che c'è nei quotidiani di stamattina. Ordunque, Corriere della Sera pubblica uno scenario a pagina 3 sull'Ucraina. 2 settimane di tira e molla, così lo zar ha deciso di rilanciare, il Cremlino usa l'incertezza americana. Come abbiamo detto ieri, c'è stato il più grande raid aereo russo e in particolare sull'Ucraina sono caduti 367 tra missili e droni, 12 morti, di cui 3 bambini. E poi viene rivelato che l'elicottero di Putin, appunto, è stato attaccato il 20 di maggio scorso. Ma ora ci arriviamo, vediamo intanto questo retroscena. La guerra continua, l'unica certezza è questa: il Cremlino non firma alcun cessate il fuoco, non ci pensa nemmeno a rinunciare ai territori conquistati finora, anzi, se non altro il mondo ha dovuto ricordarsi del fatto che la Russia concepisce la diplomazia come una prova di forza. Prima rimanda al mittente le minacce, tali sono state considerate l'ultimatum europeo e l'invito provocatorio del presidente ucraino a un incontro che tutti sanno non avverrà mai. Poi agire agli eventuali punti scabrosi dove rischia di essere messa sotto pressione. Da Yalta a oggi non c'è nulla di nuovo, ha scritto il quotidiano economico Commerzant. Almeno in apparenza ad Istanbul è stata molto ridimensionata la richiesta della demilitarizzazione dell'Ucraina. E la denazificazione, altra pietra miliare dell'aggressione russa, è ormai un flatus vocis che risuona solo nelle peggiori trasmissioni di propaganda. Questo non significa certo che la delegazione guidata dal falco Vladimir Medinsky si sia mostrata disponibile o ragionevole, tutt'altro. Le minacce sono state molto più delle minime aperture che potevano indurre a un cauto ottimismo, ma anche esse fanno parte del tipico modo d'agire della diplomazia russa, mirato a ottenere l'accordo più vantaggioso, instillando nella controparte la sensazione che opporsi non serve a nulla, significa solo rinviare una dolorosa resa alle condizioni di Mosca, scrive il collega Marco Imarisio. Il colloquio telefonico tra Trump e Putin, poi, ha reso ancora più forte la convinzione generale che Mosca sia uscita rafforzata da questa fase così convulsa. Abbiamo vinto la mano più importante della partita a poker globale, ha titolato Izvestia, che del Cremlino è quasi l'organo ufficiale. La posizione di Trump non potrebbe essere più vantaggiosa per noi, ha ammesso il Commerzant. Il presidente degli Stati Uniti è riuscito infatti a mostrarsi riluttante sull'imposizione di nuove sanzioni e al tempo stesso desideroso, quasi impaziente, di riprendere normali relazioni con la Russia. Meglio non poteva dirlo il vecchio Yuri Ushakov, consigliere di Putin per gli affari internazionali. Il presidente americano ha ribadito in modo piuttosto emotivo come lui ci consideri uno dei partner più importanti del suo paese in materia commerciale ed economica. Il dubbio che negli ultimi tempi aleggiava sul Cremlino è subito evaporato. Già convinto di essere in ampio vantaggio sul campo di battaglia, Putin sembrava diviso tra una fine del conflitto, ipotesi a lui poco gradita,
e il timore di perdere sul nascere l'alleanza con l'America, destinata nei suoi piani a riempire i vuoti lasciati dall'Europa. Mostrandosi interessata a proseguire il riavvicinamento con Mosca, a prescindere da quello che sarà il destino dell'Ucraina, Trump gli ha risolto il dilemma e gli ha concesso di continuare a temporeggiare, ponendo nuovi ostacoli sulla strada dei negoziati, come quello sulla illegittimità di Zelensky, nuovamente citato dal ministro degli esteri Sergei Lavrov. Nessuna via d'uscita, quindi, ma per Kiev, per i suoi alleati e per chi si ostina a sperare nella pace. Non certo per la Russia. Sono le 7:59 e 46 secondi, ci fermiamo un attimo e ci ascoltiamo Lucio Battisti, l'interprete di un film, 1977, a tra poco. Trovandoti domattina accanto a me nel letto, arriva alle 8. Son certo che le pulizie non farà, stavolta fuggirà. Ti sto chiedendo ancora dove trovai il coraggio per farti quella domanda cretina che ti ha fatto ridere prima che diventassi balbuziente, che mi si paralizzasse la mente, come sempre. Tu mi fai sentire un altro uomo, l'interprete di un film che ho sempre visto senza te. La mascella scolpita di un rude cowboy che fuma, un marinaio bruciato dal sale e dalla sfortuna. Confesso avevo un po' paura, anche se non speravo in niente, di un piccolo incidente che mi mandasse a monte questo incredibile presente, la gioia di fare all'amore con te. E invece adesso io cammino nudo davanti agli occhi tuoi, sereno, forte e calmo come non sono stato mai, per la prima volta grande, tanto che mi sentirei sicuro anche senza te. Tu mi fai sentire un altro uomo, l'interprete di un film che ho visto tante volte ormai, l'espressione di ghiaccio di un giovane padrino, dolcemente stanco, con un medico che ha operato fino al mattino. Avevo un po' paura, anche se non speravo in niente, di un piccolo incidente che mi mandasse a monte questo incredibile presente, la gioia di fare l'amore con te. Tu mi fai sentire un altro uomo, l'interprete di un film senza te.
L'album era Io, tu, noi tutti del 1977, questo era Lucio Battisti e chissà che faccia strana avrà fatto la signora Carla, visto che sono già le 8, 4 minuti e 35 secondi e lei arrivava alle 8 a sbarazzare casa lì da Battisti, insomma. Beh, fatti suoi e di Mogol. Va bene, allora, bella gente, intanto vi devo dare una comunicazione di servizio, signore e signori. Non perdete per alcun motivo al mondo, mi raccomando, dalle ore 10 alle ore 11 Auto da Fe di Giulio Cainarca. Perché? Perché oggi il nostro Giulio vi porta in un bel posto. Ma quale Masterchef? Un oste ed enologo vero, Mirando Berti, quando l'osteria è scienza e vita. Una conversazione con Mirando Berti, oste ed enologo empirico che dalla Toscana giunse a Milano undicenne e iniziò a lavorare in trattoria per poi partecipare ad un'attività familiare e in seguito dar vita a un'osteria, attraversando i decenni del capoluogo lombardo fino ad oggi e passando dalla Milano del secondo dopoguerra agli anni del boom economico, dalla Milano da bere a quella modaiole alla città contemporanea. Un caleidoscopio di esperienze e umanità. Mirando si è ritirato dal lavoro a più di 80 anni, ma ha ancora progetti originali. Quindi vi ricordo dalle 10 alle 11 quest'oggi Auto da Fe del nostro Giulio Cainarca e appunto quale Masterchef, oste ed enologo vero, Mirando Berti quando l'osteria è scienza e vita e aggiungerei pure quel buon sapore di una Milano di una volta che era anche molto più probabilmente verace. Ok, sono arrivate due zappe, vediamo un po' chi ci scrive. Marco, buongiorno Marco. Chissà perché 3 bambini morti, cosa orribile, pare un'enormità rispetto ai 300 uccisi da Israele e ai 3.000 al mese uccisi in Italia con l'aborto. Ogni vita conta, Marco, non è il punto che siano 3 o 300 o 3.000, anche perché quei 3 sono quelli di una lunga fila di bambini che sono morti in Ucraina e soprattutto sono quelli all'avanguardia di un esercito di bambini che Mosca ha rapito e deportato sul suo territorio. La Convenzione ONU sul genocidio stabilisce che questo è uno degli indizi per accusare qualcuno di genocidio, parola con cui molti si riempiono a vanvera la bocca, già che ci siamo. Ciao Antonino, chissà cosa avrebbe detto Sala a una proposta di intestare una scuola a Rami e la palestra Altimax. Comunque il sindaco lo votano i cittadini, evidentemente questo sono la maggioranza dei milanesi, Walter. Però sai, ti posso dire una cosa, Walter? A me sta storiella che, vabbè, hanno votato i milanesi. Momento, ma milanesi quali? Perché siccome ora esiste la città metropolitana, e allora, visto che esiste la città metropolitana, per quale motivo io che sto a Castano Primo non devo avere il diritto, e che è città metropolitana di Milano, non devo avere il diritto di scegliere il sindaco di Milano, visto che comunque con Milano io mi rapporto e visto che la gente prende il treno e va a lavorare a Milano. Vabbè, Castano siamo già a 45 chilometri di distanza, ma da Saronno fino a Milano è tutta un'infilata di case. Perché non dovrebbero votare e scegliere il sindaco di Milano, visto che, ripeto, gravitano sulla città? Questo io non l'ho mai capito, ti dico la verità. Poi ancora, Marco, si capisce 40 milioni nostri perché il figlio di Gasman era pro Vax e delatore di vicini. Fortuna sua non ero io il vicino, Marco. Con la bocca facciamo i palazzi. Fortuna sua non ero io il vicino, eroe. Cercate di non scriverle certe stronzate, vi prego, che poi io mi tocca leggerle. Limitate un pochettino le vostre sparate da bar. Ancora, Lorenzo da Como, buongiorno Antonino, buongiorno a te. Ma su quali argomentazioni si basa l'affermazione che il nome di Ramelli sia divisivo? Forse che l'inclusivo sindaco Sala preferirebbe intitolare il liceo agli autori dell'attentato? Molto probabilmente, chi lo sa, non lo so. Bisognerebbe chiederlo a lui per quale motivo il nome di Ramelli e la sua figura sia divisiva. Vi ricordo che a Ramelli hanno rotto la testa con le chiavi HZ36 perché semplicemente aveva osato scrivere un tema.
Quando alle idee si risponde con la violenza, direi che si capisce subito da che parte si debba stare. L'ultima carta, attentato allo zar. Chiudiamo ora questo resoconto ampio sull'Ucraina e sulla Russia, Sava Sandir, alle 8, 9 minuti e 42 secondi con questa storia dell'attentato a Putin. Ne scrive il collega Carlo Nicolati. Il Cremlino sostiene che l'Ucraina avrebbe cercato di far fuori Vladimir Putin abbattendo l'elicottero a bordo del quale martedì scorso il presidente russo ha effettuato un sopralluogo, pagina 2, un sopralluogo nella regione di Kursk, dipingendola come una sorta di ultima spiaggia per Kiev. Il comandante della divisione di difesa aerea delle forze armate russe della stessa regione, Yuri Dashkin, ha raccontato che l'elicottero presidenziale si è improvvisamente trovato nel mezzo di una vera battaglia aerea, con i droni ucraini che hanno significativamente aumentato i loro attacchi al suo passaggio e la contraerea russa che ha risposto con maggior forza distruggendone 46. In mancanza di prove certe, gli utenti dei social, anche quelli russi, si sono sbizzarriti nel dipingere Putin come Superman che passa indenne in mezzo allo stormo di droni di Zelensky, sottolineando come il presidente russo non sia affatto nuovo a sfuggire per un pelo ai tentativi di omicidio dei suoi nemici. Le voci aggiornate allo scorso anno narrano che durante la sua vita ai vertici della federazione lo zar Vladimir sia sopravvissuto almeno 43 volte a tentativi di assassinio, un numero che ora andrebbe aggiornato non solo per quello che è successo sui cieli di Kursk, ma probabilmente anche per quella limousine da 300.000 euro misteriosamente esplosa a fine marzo nelle strade di Mosca che si dice facesse parte della flotta presidenziale. I rapporti ufficiali dicono che quella macchina, una Aurus Senat, particolarmente in voga tra i funzionari del Cremlino, e che peraltro è la macchina che lui ha regalato a Kim Jong-un, abbia preso fuoco da sola, ma il dubbio che non si trattasse proprio di un fenomeno di autocombustione rimane, se non altro perché il fatto è accaduto vicino al quartier generale dei servizi segreti dell'FSB a Lubianka. Protetto com'è da un esercito in piena regola, l'FBO che conta 50.000 effettivi, e dalle guardie del corpo più agguerrite del pianeta, far fuori Putin non è certo un gioco da ragazzi, ma gli ucraini ci hanno provato svariate volte, forse anche più di quelle diventate in qualche modo note. Nel luglio dello scorso anno il numero uno dell'intelligence militare ucraina, Kirilo Budanov, aveva genericamente ammesso, riferendosi al presidente russo, che ci sono stati tentativi di assassinio, ma come potete vedere finora non hanno avuto successo. Rispondendo a tale affermazione, il Cremlino aveva sottolineato che almeno uno di questi era stato pianificato con fondi provenienti dagli Stati Uniti. Ma a quali tentativi si riferiva Budanov? Nel maggio dell'anno precedente, Mosca aveva dichiarato di aver sventato un attacco di droni ucraini al Cremlino, definendolo apertamente un fallito tentativo di assassinio del presidente che tuttavia in quel momento, secondo il portavoce Peskov, si trovava nella sua residenza estiva. Esattamente un anno prima lo stesso Budanov aveva parlato di un fallito attentato alla vita di Putin avvenuto nel Caucaso poco dopo l'inizio della guerra, senza tuttavia specificare se ci fosse di mezzo l'Ucraina o qualcun altro. Non riuscendo a eliminare il capo, Kiev in questi anni di guerra si è accanita anche su pezzi grossi dell'esercito, della politica, perfino dell'intelligenza russa, e nel febbraio di quest'anno avrebbe cercato anche di assassinare il confessore stesso di Putin, il metropolita di Pskov e Porkov, Tikhon Shekunov. Per quel fallito attentato, mai confermato da fonti terze, sono stati arrestati un russo e un ucraino. Marco Patricielli osserva però che a uccidere il capo avversario non si cambiano le cose perché non è l'agguato singolo che modifica le sorti belliche, lo insegnano i casi di Hitler, Mussolini, Napoleone e Cesare. Uccidere Hitler avrebbe certamente abbreviato il conflitto, ma lo scopo della casta militare era chiudere il fronte occidentale con una pace di compromesso e continuare a combattere a Oriente per fermare l'Armata Rossa, con o senza il supporto alleato. L'epurazione nella Wehrmacht rese ancora più politicizzata e ideologica la guerra totale. E quando Hitler si tolse da solo di mezzo, suicidandosi nel bunker, l'Idra cambiò semplicemente testa con Joseph Goebbels. Poi si suicidò pure lui e tutto finì per annientamento.
Benito Mussolini almeno entrò davvero nel mirino degli alleati con una missione segreta denominata con scarsa fantasia Operazione Dux. Il maresciallo dell'aria britannico Arthur Harris aveva deciso di mandare su Roma gli specialisti del 617 squadrone del quinto Group e seppellire Mussolini sotto le macerie di Palazzo Venezia o Villa Torlonia, bombardandoli a tappeto. Il suo piano era di decapitare il fascismo e farlo crollare senza il carismatico Duce, ottenendo la resa dell'Italia. Tutto era pronto, ma occorreva il via libera di Winston Churchill, che si era quindi consultato col ministro degli esteri Anthony Eden. Questi, il 14 luglio del 1943, in un documento top secret, espresse parere negativo. Nonostante la sua avversione per Mussolini e il superamento delle riserve sulla popolazione civile e pure sul Vaticano, era convinto che le possibilità di uccidere il duce fossero scarse, al pari di infliggere un colpo decisivo al regime fascista. Chiudiamo infine con questo documento degli 007 russi, la DIA, la Defense Intelligence Agency, l'equivalente cioè della CIA per le forze armate USA, sempre qui sul Libero. Il documento intitolato 2025 Worldwide Threat Assessment è stato presentato alla Commissione Forze Armate della Camera USA dal direttore della DIA, il generale d'aviazione Jeffrey Krause, che guida l'intelligence militare da febbraio del 24. Il rapporto è eloquente. Il presidente russo Vladimir Putin considera la guerra in Ucraina una lotta esistenziale contro l'Occidente, che determinerà il posto della Russia nel mondo, la conservazione del potere di Putin, la sua eredità storica. Putin rimane fiducioso nella vittoria finale della Russia in Ucraina ed è pronto a ricorrere alla forza militare almeno attraverso l'intero 2025. Il rapporto rammenta gli obiettivi della Russia, ossia impedire che l'Ucraina possa mai aderire alla NATO e completare la conquista delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia, quelle unilateralmente annesse dalla Russia a fine 2022, ma in parte ancora controllate da truppe ucraine. Per inciso, poiché alcuni di questi territori sono oltre il fiume Dnipro, che crea un ostacolo aggiuntivo ai russi, la lotta si prevede lunga. La DIA ritiene che la Russia non intenda arrivare allo scontro con la NATO perché si rende conto che non può vincere un confronto militare convenzionale con l'alleanza. Infatti, la somma delle forze degli Stati Uniti e degli alleati europei soverchia quelle russe e nel caso di uno scontro nucleare sarebbe arduo distinguere vinti e vincitori. Comunque per tutto il 2025 i russi tenteranno il tutto per tutto in modo da aumentare il più possibile il territorio conquistato che l'Ucraina non ha la forza di recuperare. Il rapporto DIA stima che la spesa russa per la difesa toccherà quest'anno 150 miliardi di dollari, significa un 19% in più rispetto al 24. L'intelligence militare USA stima che si tratti al 40% del bilancio federale russo. Il rapporto esprime anche preoccupazione per il generale confronto globale USA-Russia, dal programma di Mosca per armi spaziali dotate di ordigni nucleari in orbita alle operazioni di destabilizzazione in Africa, specialmente nella fascia del Sahel. C'è però anche chi ritiene che la Russia si stia in realtà indebolendo, provata dallo sforzo bellico e a causa del prolungato onere per l'economia del paese. Il Washington Post ha pubblicato le stime di esperti come il generale britannico Richard Barrons e l'analista Jack Wetling del Royal United Services Institute, secondo i quali, man mano che si esauriscono gli stock di carri armati e blindati a causa delle perdite sul campo, che la mobilitazione industriale sarebbe insufficiente a ripianare, le forze russe diverranno sempre più demeccanizzate e ciò porrà un limite temporale su quanto a lungo potranno continuare a operare in questo modo. Secondo Watling e Barrons, la Russia può ancora avanzare sfruttando una finestra d'opportunità, che però si va restringendo, con operazioni intensificate quest'estate, per sfondare gli esausti schieramenti ucraini. Ma la capacità russa sarebbe ormai al culmine e potrebbe degradarsi, come suggeriscono gli esperti britannici, abbinando le nuove sanzioni economiche contro la Russia a ulteriori forniture di armi a Kiev. Con questo chiudiamo la parte dedicata appunto all'Ucraina e voglio passare rapidamente alla questione del DL sicurezza e vi dico anche perché. Dov'è che l'abbiamo segnato il DL sicurezza? Sul Tempo.
Eccolo qua. C'è una notizia che molti di voi probabilmente aspettavano. Ora ve la mostriamo. Ed è a pagina 9, eccola qua. Signore e signori, good news. Su Il Tempo, il nuovo decreto sicurezza, via l'era degli sgomberi lampo, fuori i ladri di casa in sole 24 ore. I primi 2 casi in Sicilia e Veneto, basta un giorno per ridare gli immobili al proprietario. Molteni, legge rivoluzionaria, solo la sinistra accusa perché è in una bolla ideologica. Scrive la collega Giulia Sorrentino, abbiamo le prime applicazioni di una norma rivoluzionaria, il nuovo reato d'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicili altrui. È una fattispecie di reato che punisce una condotta particolare, cioè quella di chi occupa e dispone o utilizza un immobile altrui. La pena va da 2 a 7 anni di carcere, ma soprattutto prevede una procedura d'urgenza, con l'intervento immediato della polizia giudiziaria per il ripristino dell'immobile. Quindi parliamo di sgombero immediato, ci dice il sottosegretario della Lega al Ministero dell'Interno Nicola Molteni. È stato lui uno dei primi a seguire fin dall'inizio l'iter del DDL sicurezza, che dopo il primo passaggio alla Camera di lunedì e il secondo al Senato previsto per la settimana successiva, diventerà finalmente legge. Sono già 2 i casi che mostrano i risultati delle prime applicazioni del decreto sicurezza contro l'occupazione abusiva di case. C'è stato quello di Ispica, dove un immobile occupato da 5 stranieri è stato restituito in 24 ore a una donna anziana. Lei era uscita di casa e al suo ritorno aveva trovato l'immobile occupato. Immediato l'intervento della polizia giudiziaria che ha sgomberato l'appartamento, lo ha ripristinato e riassegnato alla legittima proprietaria. Poi a Mestre, un immobile occupato da un senzatetto rumeno è stato sgomberato e lui è stato condotto al centro per il rimpatrio di Bari. Ma in cosa consiste l'aspetto rivoluzionario di questo disegno di legge? Ha sia una funzione di deterrenza col carcere fino a 7 anni, ma soprattutto concede la possibilità di un intervento immediato della polizia giudiziaria. Il nuovo reato, soprattutto con la procedura d'urgenza, cioè il ripristino immediato dell'immobile, permette alla polizia giudiziaria di accertare l'occupazione illegale e intervenire anche con la forza per lo sgombero e la restituzione dell'immobile, aggiunge Molteni. Il tutto con buona pace della sinistra. Sentite qua, loro lo definiscono criminogeno, criminale, illiberale, incostituzionale, disumano, ma è un potentissimo strumento che garantisce sicurezza e soprattutto protezione alle categorie più deboli. Quando restituisco un immobile a un'anziana a cui era stato occupato, facciamo protezione sociale. Credo che lo abbiano capito tutti, tranne la sinistra italiana, che vive in una bolla ideologica fuori dal mondo e fuori dal tempo. La sicurezza diventa così uno strumento di utilità sociale, come lo è stato nel caso dell'arresto di uno studente egiziano grazie all'applicazione del reato di detenzione di materiale per fini terroristici che ha consentito alla Digos di Lecco e di Milano, con la direzione centrale della polizia criminale, di fermare una persona che deteneva materiale che serviva alla propaganda jihadista finalizzata ad attività terroristiche. Anche in questo caso, grazie al nuovo reato di detenzione di materiale per fini di terrorismo, il 270 quinquies, comma 3 C codice penale, incluso nel pacchetto sicurezza, è stato possibile intervenire. Quindi in 2 giorni 2 casi eclatanti. Da un lato l'arresto di un potenziale fondamentalista, dall'altro lo sgombero di un immobile. Questa norma l'ho seguita sin dal giorno in cui la Meloni l'ha portata in Consiglio dei Ministri come disegno di legge. È stato un percorso lungo, complesso, articolato, ma è uno dei decreti più importanti approvati in questi 2 anni e mezzo. Sono orgoglioso, è stato fortemente voluto dal ministro Piantedosi e dalla Lega, perché iniziamo a combattere una piaga sociale che danneggia le categorie sociali più bisognose e gli anziani. Vi vorrei ricordare come è stato definito questo provvedimento a sinistra: criminogeno, criminale, illiberale, incostituzionale, disumano. Ora pensate a quella vecchietta di Ispica che è uscita per magari andare a fare la spesa in chiesa, al cimitero, a trovare i morti, a quello che volete voi, ed è tornata e si è trovata la casa occupata da 5 tizi che non avevano niente di meglio da fare. Chi è secondo voi tra quei 5 e la vecchietta? Chi è criminogeno, criminale, illiberale, incostituzionale e disumano? A voi la risposta. I dubbi del Colle, siamo sempre sul Tempo. Salvini lancia il tour antimafia,
Dopo i rilievi sul ponte, Piantedosi blindato dalle cosche. L'iniziativa del vice premier dopo l'intervento del Quirinale sul decreto, da Messina a Reggio Calabria per ribadire la lotta alla criminalità. Che cosa era successo? Era successo che il Presidente della Repubblica aveva chiesto al governo la massima attenzione, cioè ha sollevato dei rilievi sul decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri lunedì scorso. Il Colle, infatti, avrebbe spunto la norma sull'antimafia per il ponte sullo stretto contenuta nel provvedimento. Mattarella avrebbe espresso il timore che si possano indirettamente creare interferenze con le indagini in corso. Di parere diametralmente opposto ai tecnici del MIT, che lo riterrebbero nella sostanza un duro colpo proprio alla lotta contro la criminalità, per un'opera fortemente voluta dal ministro Salvini. Trasferiamo la procedura di realizzazione del ponte sullo stretto alla struttura per la prevenzione antimafia presso il Viminale, centralizzando gli esiti dei controlli e della gestione degli appalti alle prefetture e alle istituzioni, aveva detto lunedì il ministro degli interni Matteo Piantedosi, spiegando che la struttura sta lavorando da tempo sulle opere di Milano Cortina e sulla ricostruzione dei vari terremoti. Una diversa visione della vicenda che non ha creato il casus belli, come sperato dalla sinistra, ma ha certamente impegnato uffici tecnici e politici per cercare una quadra, un punto di caduta che accontenti il Quirinale, ma al tempo stesso possa rendere il più fluido possibile lo svolgimento dei lavori per il ponte. E così la Lega ha deciso di preparare l'emendamento al decreto infrastrutture per reintrodurre anche in nuova forma le norme antimafia cancellate dal Quirinale. Il Ministero ha fatto sapere che sono allo studio i modelli più rigidi che garantiranno il massimo contrasto a eventuali infiltrazioni nella criminalità organizzata. Salvini ha assicurato che non è in atto alcuno scontro, l'interlocuzione col Colle è diretta. Il Parlamento troverà la formula per garantire che ci siano trasparenza e controllo. Nel frattempo, proprio ieri, il segretario del Carroccio ha lanciato il tour antimafia e nei prossimi giorni, in vista del via ai lavori sul ponte sullo stretto, sarà sia a Messina che a Reggio Calabria per incontrare le istituzioni e ribadire il massimo impegno per contrastare la criminalità in occasione della più rilevante opera infrastrutturale immaginata in Europa nei prossimi anni. Salvini è già al lavoro anche sul decreto infrastrutture, si legge in una nota del MIT. In fase di conversione c'è massima disponibilità ad accogliere suggerimenti per migliorare i già ottimi passi in avanti sulla governance dei porti o riforma delle concessioni autostradali, con l'obiettivo di tutelare i cittadini e contenere i pedaggi. Sono le 8:27. Vi dico anche questa cosa sul povero Ramelli, perché la trovo una cosa veramente, diciamo così, diciamo che mi lascia alquanto perplesso. Poi parliamo anche del resto della vicenda. A proposito, vi do una notiziola. Elezioni, oggi seggi aperti fino alle 15, dice il giornale, affluenza in calo nelle grandi città, la sfida di Genova. Pietro Picciocchi, che lo vedete qua nella foto, candidato a sindaco di Genova del centrodestra, ha votato ieri mattina attorno alle 10 al seggio 456 di Via Marena nel quartiere di San Fruttuoso. Le urne saranno aperte anche oggi dalle 7 alle 15, poi si procederà con lo spoglio. I comuni al voto in questa tornata alle amministrative sono 117. Alle 19 di ieri l'affluenza era al 33,8, in calo rispetto al 36,2 della volta scorsa. Alle 23, dato parziale, al 44,7 contro il 49,3. Anche a Genova, secondo i dati del Viminale, si registra un calo alle 12, 13,4% contro il 15,1% della ultima tornata. Il dato scende anche per Taranto e Ravenna, altri due capoluoghi chiamati al voto. Allora, andiamo a vedere, vi voglio leggere questa cosa che ha detto il sindaco di Milano, non è qua. La verità, vediamo dov'è, perché io me l'ero segnata ed è giusto che voi sappiate questa cosa. Allora, eccolo qui. La Verità, pagina 2, Sala nega l'intitolazione a Ramelli, è divisiva. Il primo cittadino rifiuta di dare il nome del ragazzo ucciso alla scuola che frequentava. Pensate un po'.
Il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala ieri, a margine della commemorazione di Alberto Brasili ucciso 50 anni fa da militanti neofascisti, ha bocciato la proposta del presidente del Senato Ignazio La Russa di intitolare al giovane la scuola che frequentava. Lo credo difficile onestamente, ma poi rimane il fatto che non è che noi abbiamo tutti questi spazi di intitolazione. Poi quando le intitolazioni diventano così divisive, poi la controproposta che sembra escludere ogni possibilità di pacificazione su quella drammatica stagione. A me sembrava che la mia proposta di intitolare un luogo pubblico a tutte le giovani vittime del terrorismo avesse senso, perché non c'era un intento pacificatorio, ma quello di dare un giudizio su quel periodo storico e ricordare le vittime. Se poi incominciamo a intitolare ancora una a una delle vittime, non finiamo più. A stretto giro le prese di posizione degli esponenti di Fratelli d'Italia, a partire dalla Russa, nel ricordare tutte le vittime degli anni di piombo e delle chiavi inglesi, oggi quella di Alberto Brasili tragicamente ucciso nella spirale violenza chiama violenza, ha detto il Presidente del Senato, ribadiamo la totale adesione alla proposta del sindaco Sala di intitolare una piazza a tutti coloro che in quegli anni furono uccisi. Dallo stesso Sala mi aspetto anche il sostegno all'intitolazione del liceo Molinari a Sergio Ramelli, così come fu sostenuta l'intitolazione al giovane Claudio Varalli della scuola che oggi porta il suo nome. Ogni argomentazione contraria, conclude La Russa, farebbe ricadere le parole del sindaco in una direzione opportunistica a due pesi e due misure. Duro anche il deputato di Fratelli d'Italia Decorato, secondo il quale le parole del sindaco Sala sull'intitolazione della scuola a Sergio Ramelli sono gravi e rivelano ancora una volta un pregiudizio ideologico che impedisce ogni vero processo di pacificazione nazionale. L'ex vice sindaco di Milano aggiunge: quando si tratta di una vittima di sinistra come Claudio Varalli, le intitolazioni sono giuste e doverose, e infatti a Varalli è già stata intitolata una scuola. Ma quando si parla di Ramelli ucciso a 18 anni barbaramente da militanti dell'ultrasinistra, allora diventa improvvisamente difficile. Pausa meteo, pubblicità e poi torniamo con Andy Gibb, Shadow Dancing del 1978, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana con il regime di alta pressione sul nostro paese. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud con cieli sereni o poco nuvolosi, eccezione fatta per le estreme regioni meridionali dove potrebbero formarsi degli addensamenti. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente immutata con tanto sole, salvo sull'arco alpino e all'estremo sud dove avremo più nubi, isolati temporali sulle Alpi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Come la va? Spero bene, sono tanti anni ormai che noi ci sentiamo più o meno tutte le mattine. Speriamo di sentirci ancora per altri 20 anni. Magari non 20 anni, facciamo 10, dai, facciamo 10 anni. Questa mattina, come mai da 20 anni a questa parte, è arrivato il momento di parlare un po' in maniera più dettagliata, più chiara, della nostra crema alla bava di lumaca Rimas. Perché? Perché adesso c'è il cambio di stagione, quindi la nostra pelle subisce uno shock termico. La pelle è un organo del nostro corpo umano, noi la pensiamo così, la crema, quando pensiamo alla gestione della pelle, non la crema che dimostra 20 anni in meno, ma chi se ne frega, chi vuole dimostrare 20 anni in meno, poi lo sapete che non potete mai potrete dimostrare 20 anni in meno con una crema, voi e noi possiamo solo usare un prodotto importante biologico come la crema Rimas, in soluzione all'80% di bava di lumaca, quindi allantoina, collagene, elastina presenti all'interno, sono i mattoni della nostra pelle, olio di argan, burro di karité, aloe vera, acido ialuronico. Parliamo di una formulazione straordinaria. Usatela adesso che in primavera prurito, psoriasi, dermatiti, cuperose, rughe, scottature dopo un giorno di sole, abrasioni, prima di andare a letto. Mettete sul viso la nostra crema Rimas. Davvero capirete dopo poche applicazioni che sarà
la vostra pelle a farvelo capire, più elastica, colorito più sano, il prurito. Insomma, la nostra crema Rimas questa mattina è in offerta 35 euro. 35 euro. Come? 35 euro. E il trasporto non c'è. Trasporto gratuito stamattina in tutta Italia. Non lasciatevi scappare l'occasione. Chiamate 030 68 44 08. Crema alla bava di lumaca eudemica biologica Rimas per le pelli più sensibili e più delicate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. I was chasing your direction, I was telling you no lies, and I was loving you. When the words are said, baby, I lose my head. And in a world of people, there's only you and I. There ain't nothing come between us in the end. I can hold you when you ain't even mine. Only you can see me through. I leave it up to you. Do it right, take me through the night. Shadow dancing, baby, you do it right. Give me more, drive me across the floor. Shadow dancing, all this and nothing more. All that I need is just one moment in your arms. I was chasing your affection, I was doing you no harm, and I was loving you. Make it shine, make it rain. Baby, I know my way. I need that sweet sensation of living in your love. I can't breathe when you're away, it pulls me down. You want a question and the answer and only you can see me through. I leave it up to you. Do it right, take me through the night. Shadow dancing, baby, you do it right. Oh, give me more, drive me across the floor. Shadow dancing, all this and nothing more. And in this world of people, there's only you and I. There ain't nothing come between us in the end. I can hold you when you ain't even mine. Only you can see me through. I leave it up to you. Taking me through the night. Shadow dancing, baby, you do it right. Give me more, drive me across the floor. Shadow dancing, always and nothing more. Do it right, take me through the night. Shadow dancing, baby, you do it right.
L'anno era il 1978, questo era Andy Gibb, il quarto dei fratelli Gibb, meglio noti come i Bee Gees, con Shadow Dancing, la danza delle ombre, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, alle 8:39 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa. Altre zappe al 340-670-9659. C'è poco da argomentare. Sala non vuole intitolare la scuola Ramelli perché nella sua testa il povero ragazzo assassinato per un tema sull'EBR rimane un fascista. Marco da Milano. Beh, mi sa che sono tanti quelli che continuano a ritenerlo tale, purtroppo. Del resto, con tutta la gente che è convinta che davvero ci siano i fascisti per strada che ti fanno bere l'olio di ricino. In Spagna in 24 minuti si liberano le case, sono rossi. Ancora, Pina da Monza e Brianza. Buongiorno, vorrei ci fosse una legge per gli affitti. Quando un inquilino non paga più di 2 o 3 mesi, per più di 2 o 3 mesi, deve andare subito fuori. Si cerchi una casa dove paga di meno, senza bisogno di sfratto o altre spese supplementari. Ho avuto un inquilino che non mi ha pagato per 6 anni e so cosa vuol dire. Alla fine gli hanno dato la casa popolare gratuita. Sarebbe ancora a mio carico, diversamente. Se c'è una legge così, chi deve affittare non avrà più paura di affittare e abbasseranno anche i prezzi. Ancora, Gino. Buongiorno, il decreto sugli sgomberi è sicuramente un'ottima norma. Peccato che questa legge diventerà carta straccia quando i giudici schierati coi sinistri dovranno applicarla. Quindi la solita vittoria di Pirro. Ancora Raimondo da Padova. Ciao Raimondo, buongiorno Antonino. A proposito dei finanziamenti pubblici al cinema, solo i cinefili conoscono Per favore non toccate le vecchiette dei producers di Mel Brooks. Leo Bloom, il contabile, spiega in questo film al produttore in bolletta Max Bialystock che gli conveniva produrre uno spettacolo che fosse un fiasco e tenersi i soldi dei finanziatori piuttosto che avere successo e doverli ripagare. PS, oggi ho fatto una donazione all'Avis. Bravo, dai il sangue, bravo. Date il sangue. Quando lo fate, fatelo anche per me, perché io non lo posso fare per ovvi motivi. Ancora, come abbiamo la passeggiata lungo lago, zona Viale Geno, intitolata a Ramelli. Ogni tanto qualche dissidente la imbratta la targa. Beh, a Monza qualche stronzo, non mi viene altro modo per definirlo, ci mette sopra proprio la cacca. E questo è qualcosa di disgustoso. Ma d'altronde, sai, in questo paese c'è gente che quando vai sui gruppi della Marina Militare su Facebook e vedono una foto della portaerei Garibaldi, che peraltro ora è pure in disarmo, scrivono sotto e beh certo non potevano darle un altro nome. E voglio dire, l'Italia esiste da più di 150 anni ormai, quindi. Ciao Antonino, ma il Quirinale per la morte dell'immenso Nino Benvenuti ha fatto un plissé o il colore era sbagliato? No, non ha detto nulla. E io ho qui un comunicato della Unione degli Istriani, che ha una bellissima pagina su Facebook. Ve lo voglio leggere questo intervento. La scomparsa di Nino Benvenuti ed il mancato messaggio di cordoglio del Capo dello Stato, un post di ieri. Cari amici, lungi da noi farne una polemica, Nino questo non se lo meriterebbe proprio, ma non possiamo non osservare, per correttezza e onestà che ci contraddistingue, come per la scomparsa di un grande campione olimpico e di un esule istriano illustre come Nino Benvenuti, dal Colle non sia arrivato nessun messaggio di cordoglio, scusate. Questo è quello che ci risulta oggi. Se si tratti di un errore, una dimenticanza oppure di una precisa scelta, questo naturalmente non lo sappiamo. Sappiamo però che in passato Sergio Mattarella e Giorgio Napolitano, in maniera davvero esemplare in tutte le occasioni, non aveva mancato di scrivere un messaggio di vicinanza ai familiari di illustri sportivi scomparsi. Gli ultimi casi riguardano Felice Gimondi nell'agosto del 19, quando Mattarella attraverso una nota espresse il suo cordoglio per la morte, ricordandone i tanti successi che hanno dato prestigio all'Italia nello sport e il suo stile di grande valore nel comportamento sportivo e umano. Eppure per un altro grande sportivo, Ercole Baldini, leggendaria figura del ciclismo italiano,
vincitore di medaglia d'oro olimpica, mondiale e Giro d'Italia, spentosi a 89 anni il 1 dicembre del 22, Sergio Mattarella non mancò di scrivere giustamente un messaggio di cordoglio. Perché per il nostro Nino nessuna menzione e nessuna riga? E noi ci associamo alla domanda dell'Unione degli Istriani. Ci associamo. Credo sarete in molti d'accordo con me. Infine, buongiorno, 2 domande al sottosegretario. La prima, perché non è l'Italia a offrirsi come sede per le trattative di pace tra Russia e Ucraina, dando un ennesimo sberlone morale a Francia, Germania e baronessa UE? Seconda domanda, perché non va affrettate a fare la legge elettorale ed eliminare il ballottaggio, che è l'esempio più ignobile del capovolgere i risultati dei vincitori, ora che in Parlamento avete i numeri per farlo? Questa è una bella domanda, anche qui mi associo volentieri. Allora, vi dicevo, andiamo verso la chiusura di questa parte della rassegna stampa, sono già le 8:45 e 22 secondi, abbiamo ancora una decina di minuti prima del qui Parlamento. Allora, sapete che c'è stata tutta sta polemica sulla caccia, la nuova legge, quella pure stamattina sentivo Fiorello che diceva spareranno pure nelle piazze e così via. Allora, scrive il giornale, le cose non stanno così. Anzitutto non c'è un testo definitivo, si sta discutendo una semplice bozza che deve essere ancora presentata a Palazzo Chigi, l'iter prevede poi il passaggio alle commissioni di Camera e Senato con relative audizioni, tra cui anche le associazioni ambientaliste, che potranno portare a modifiche e cambiamenti e infine l'approvazione in aula. Nel merito, come spiegano al giornale fonti qualificate, sarà una legge equilibrata. Il ministro Lollobrigida in un'intervista al Secolo d'Italia ha precisato: nel testo che si intende proporre, l'attività venatoria non solo non è autorizzata nelle aree demaniali marittime, ma è esplicitamente vietata. Non vi è alcuna modifica sulla gestione dei richiami vivi. Non c'è alcun ampliamento o riduzione obbligatoria delle aree dove l'attività venatoria è autorizzata. Il ministro ha poi spiegato le motivazioni per cui si è deciso di mettere mano alla legge. L'intervento è considerato dal Parlamento una necessità e io condivido, perché oggi la legge 157 del 92 non è più in grado di rispondere interamente alle esigenze per cui fu pensata. Il nuovo procedimento su questo tema è più chiaro e coinvolgerà le istituzioni politiche, come la Conferenza Stato-Regioni, e su quelle scientifiche, come l'ISPRA, e consentirà di definire aree e limiti per una corretta, chiara pianificazione del territorio. La situazione di caos e incertezza attuale non dà le giuste garanzie a nessuno. In verità c'è un altro motivo per cui ci si scaglia con tanta veemenza contro la revisione della legge sull'attività venatoria, ed è il pregiudizio ideologico contro i cacciatori da parte di chi vorrebbe arrivare all'abolizione della caccia. Peccato che la caccia faccia da millenni parte della vita dell'uomo, ma un certo animalismo e ambientalismo ideologico vede nell'essere umano il colpevole di ogni cosa, arrivando in alcuni casi al punto di preferire la vita degli animali selvatici a quella degli uomini. Questo è quanto. Bene, chiarito anche questo discorso, setting the record straight, si diceva una volta su Time quando ancora era un settimanale conservatore, ora è diventata la voce dei liberal, vabbè. Passiamo al Fatto Quotidiano. Il professor Ricolfi, eccolo qua, la fine della partecipazione. I talk non parlano più alla gente, l'opinione pubblica è scomparsa, è la verità. Luca Ricolfi, gli chiede il collega Antonello Caporale su il Fatto Quotidiano. L'opinione pubblica sembra scomparsa, un effetto ottico? No, ma non è un fatto recente. Circa 30 anni fa Scalfari mi disse una frase che allora non capii. Stiamo diventando tutti monologhi ambulanti. Credo si fosse accorto che stavamo perdendo il piacere di dibattere in pubblico, sui giornali, in TV, le grandi questioni, e di farlo tra persone pensanti che si rispettano reciprocamente. Oggi ognuno fa il suo discorsetto nell'indifferenza generale, ignorato da chiunque non sia della medesima parrocchia. Il trionfo dei social è anche conseguenza della chiusura autoreferenziale dei media tradizionali. Il dibattito pubblico è praticamente inesistente, l'interesse alla politica è confinato ai talk show, anch'essi però ristretti dentro un circuito super minoritario. La democrazia vive se è partecipata, altrimenti rotola verso un dolce autoritarismo.
rispondere i colfi, ma partecipazione significa anche essere informati, volontà di sapere come le cose stanno effettivamente. I conduttori di talk show hanno una grandissima responsabilità nella degenerazione della politica. Quasi tutti commettono i 4 delitti del cattivo conduttore: invitare persone impreparate, inflazionare le trasmissioni di colleghi giornalisti, aizzare i contendenti, consentire che ci si parli sopra. E in alcuni casi il delitto numero 5, interrompere aggressivamente chi non la pensa come il conduttore. La sinistra sembra non avere più parole, la destra comanda senza governare, non mobilita, non alimenta passioni. Lei è un liberal, ma anche il centro dello schieramento politico assomiglia a un luogo della fantasia. Non mi sento un liberal, qualsiasi cosa voglia dire, non amo i partiti di centro. Semmai sono uno che pensa che la sinistra non sia di sinistra e che avesse ragione Pasolini, il cosiddetto progresso non è progresso. Quanto alla destra e alla sinistra attuali, mi sembra che quello che le accomuna è la totale mancanza di onestà intellettuale. E ancora, la paura è radice e destino di questo tempo. La paura della guerra, la paura che la corsa agli armamenti tolga soldi al welfare, la paura degli immigrati, la paura per il cambiamento climatico, la paura per l'intelligenza artificiale. Aggiungerei la paura della criminalità, per l'erosione della privacy, per la burocrazia, per la solitudine, per l'insuccesso. La domanda è: chi si farà carico a livello politico di tutte queste paure? In teoria potrebbero farlo sia formazioni convenzionalmente etichettate come di destra, la FD per esempio, sia formazioni etichettate come di sinistra, la BSV di Sara Wagenknecht. Di fatto però sono le formazioni di destra ad avere più chance di offrire uno sbocco politico alla paura. Quasi tutte le paure di oggi sono paure del futuro. E la paura del futuro genera rimpianto per il passato, sentimento che è assai più congeniale alla destra che alla sinistra. La destra è naturalmente predisposta a vedere i limiti del cosiddetto progresso. La sinistra, o più o meno, o più esattamente la sinistra ufficiale, è da decenni succube dell'establishment progressista, che ha voluto la globalizzazione, venera la crescita, adora la tecnologia, sogna le frontiere spalancate, ora si trastulla pure col riarme europeo. La critica del progresso a sinistra ha voce solo a livello filosofico, con pensatori come Pasolini, Jean-Claude Michea, Slavoj Zizek, Serge Latouche, Costanzo Preve. Fino a ieri sembrava che populismo e sovranismo fossero la bandiera dei poveri in canna, dei diseredati, degli incazzati. Con Trump scopriamo invece che è vessillo dell'elite produttiva, dei grandi ricchi. In realtà i grandi ricchi semplicemente stanno con l'establishment, dunque ieri con Biden, oggi con Trump. I concetti di sovranismo e populismo sono vacui, frutto della pigrizia intellettuale degli studiosi di politica, sempre pronti ad etichettare ma incapaci di intendere. Parole sante. Allora, andiamo un momentino sull'ANSA. A proposito della telefonata che c'è stata tra Trump e la signora von der Leyen, o baronessa Spingarda, come la chiama il nostro Max del Papa, intanto sono le 8:52 minuti e 30 secondi, eccolo qua. Vediamo di entrare, sì, perfetto, dai che ce la fai. Dai, che fa? La pubblicità, che roba c'è? No, non voglio la pubblicità. Scusate un attimo che ricarichiamo la pagina e dovremmo finalmente vederla, finalmente, ecco qua. Allora, scrive l'ANSA, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen mi ha chiamato e mi ha chiesto un'estensione rispetto alla scadenza del 1 giugno per i dazi al 50%. Ha chiesto il 9 luglio e ho accettato, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump. Ottima telefonata con Trump. L'UE e gli Stati Uniti condividono le più importanti e strette relazioni commerciali del mondo. L'Europa è pronta a portare avanti i colloqui in modo rapido e deciso. Per raggiungere un buon accordo abbiamo bisogno del tempo necessario fino al 9 luglio. Lo scrive la von der Leyen su X. Quindi la baronessa Spingarda ha evidentemente scavalcato il governo italiano, pare di capire. Va bene, andiamo a vedere. Sul Corriere, pagina 13, c'è una cosa. Sapete che venerdì abbiamo parlato della sentenza sulle due madri, no? Il concetto di madre intenzionale, tutta quella robina lì. Vediamo se ce la facciamo
a caricare questa benedetta pagina e vediamo di arrivare a Dama. Vediamo un po'. No, non ce la fa. D'accordo, allora facciamo una cosa, siccome ormai sono le 8:55, io direi che possiamo passare al Qui Parlamento. Chi abbiamo? Abbiamo con noi il senatore Andrea Paganella. Simone, vai pure quando vuoi. Qui Parlamento. Presidente, colleghi, sottosegretario, oggi siamo chiamati a convertire in legge un decreto governativo con disposizioni urgenti per l'attuazione entro i tempi stabiliti di quanto previsto dal PNRR e per permettere l'ordinario avvio a settembre dell'anno scolastico 2025-2026. Con questo provvedimento finalmente si completa anche l'attuazione della riforma che mira ad allineare l'offerta formativa degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese, incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale. Sin dal giorno del suo insediamento, grazie all'attività del ministro Valditara, questo governo ha voluto porre al centro della sua azione un settore strategico per il nostro sistema Paese come la scuola, una scuola da riformare in profondità dopo anni di sperimentazioni sbagliate e ideologismi che ne hanno minato le stesse fondamenta. Ciò nella consapevolezza che l'istruzione è un diritto sancito dalla Costituzione e che lo Stato deve garantire a tutti le basi culturali minime per vivere in società in modo dignitoso ed esercitare con spirito critico la cittadinanza. Ciò significa che la scuola deve essere da una parte universale, ma dall'altra deve anche valorizzare e far emergere i più capaci e meritevoli, come ci indica peraltro il dettato costituzionale. E proprio per sottolineare l'importanza di questo compito, dopo anni di egualitarismo e livellamento verso il basso della qualità degli studi, il Ministero dell'Istruzione si è definito per la prima volta anche come Ministero del Merito. In verità, i problemi che abbiamo trovato sono stati veramente tanti, dalla riqualificazione e rimotivazione degli insegnanti al ripristino e al rispetto dell'autorità in classe, da un'articolazione più seria e rigorosa dei piani di studio alla ristrutturazione delle infrastrutture e degli ambienti scolastici. Attuare questi provvedimenti ormai non è più procrastinabile, si tratta ora di accelerare il percorso delineato rispettando i tempi e i modi concordati. Il decreto scuola quindi si muove lungo questa linea concernendo alcuni punti fondamentali del complessivo progetto di riforma messo in cantiere. Prima di tutto, come dicevo, si procede al riordino degli istituti tecnici con l'introduzione di nuovi indirizzi e con un'attenzione ancora maggiore alle esigenze e alle richieste che arrivano da un mondo del lavoro in rapida trasformazione. L'istruzione tecnica, molto sottovalutata nel nostro Paese in passato, è invece essenziale per accrescere la preparazione e le competenze di chi vuole incamminarsi con successo e senza dispendiose perdite di tempo nel mondo dei mestieri e delle professioni. Come Lega abbiamo lavorato in commissione presentando e facendo approvare degli emendamenti importanti. Penso all'estensione del regime di esenzione dell'IRPEF anche alle borse di studio relative agli ETS Academy, equiparandole a quelle già esistenti per corsi universitari AFAM, al riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in un percorso formativo anche svolto all'estero. E per quanto riguarda le risorse, con un nostro emendamento è stato incrementato di 10 milioni per i prossimi 2 anni il Fondo Unico per l'Edilizia Scolastica per consentire la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici. Sempre con un emendamento della Lega abbiamo inoltre incrementato di 6 milioni per il 2025 ed altri 6 milioni per l'anno 2026 il Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici. Oltre a questo, abbiamo consentito di non perdere le eventuali risorse inutilizzate per la realizzazione di nuovi asili nido che potranno essere usate sempre per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il decreto in questione modifica poi le graduatorie dei concorsi per il personale docente, razionalizzando le procedure di assunzione e di quelle di sistemazione dei docenti precari. Ci si è poi preoccupati di assicurare una continuità educativa
e didattica, soprattutto nelle scuole paritarie dell'infanzia, limitando o annullando del tutto il succedersi degli insegnanti e il cambio in corso dei programmi e dei metodi di insegnamento. Importanti poi le misure sul welfare studentesco, con l'incremento di 1 milione per l'anno 2025 e di 3 milioni per l'anno 2026 per la fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo degli alunni appartenenti a famiglie in possesso dei requisiti richiesti. Per la lotta alla droga vengono definiti percorsi formativi destinati ai docenti e così anche per contrastare fenomeni di bullismo ed in genere il diffuso disagio giovanile che risulta purtroppo in crescita nella nostra società. Al corpo insegnante viene così assegnato un compito di alta responsabilità morale e civile. Venendo al secondo capo del decreto legge, esso si ripromette di programmare e realizzare un ordinato e puntuale inizio delle attività per il prossimo anno scolastico. Si tratta di evitare quei vuoti, quell'inutile dispersione di risorse e tempi verificatisi purtroppo non di rado in passato, trasmettendo nel contempo un'immagine di rigore e serietà indispensabile ad un'istituzione così delicata quale quella che regola l'istruzione. Per tutte queste ragioni non si può non riconoscere l'urgenza e l'importanza di questi provvedimenti, la loro coerenza e necessità per l'opera di riforma messa in atto. A nome della Lega, quindi, esprimo il nostro voto favorevole e l'adesione alla conversione del decreto in oggetto. Grazie. Qui Parlamento. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E rieccoci sulle
magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, ma al telefono dovrebbe esserci con noi il capogruppo della Lega alla Camera, onorevole Riccardo Molinari. Buongiorno e buon lunedì. Buongiorno, saluto a tutti. Ben trovato, onorevole. Allora, io comincerei con questo. Finalmente una notizia, diciamo, più che confortante per chi subisce un reato davvero odioso come l'occupazione abusiva delle case. Finalmente si comincia a vedere qualche risultato con gli sgomberi. Assolutamente sì, e tra l'altro questa settimana è proprio la settimana in cui voteremo la conversione in legge alla Camera del decreto sicurezza, perché questa è una delle norme principali contenute nel decreto sicurezza, che prevede questa nuova fattispecie di reato di occupazione abusiva di immobile di proprietà altrui, ma soprattutto che permette alle procure della Repubblica, anche nelle more del giudizio, prima che si arrivi a una sentenza, di intervenire per rimettere il legittimo proprietario in possesso del bene. E questa è la cosa più importante, insomma, perché alla fine è quello che interessa al proprietario, poter rientrare a casa sua. Ecco, e diciamo che questa è la norma più importante dal punto di vista della fattispecie dei nuovi reati, del contrasto a fenomeni illegali. Poi nel decreto sicurezza c'è tutta una serie di altre norme a tutela degli agenti delle forze dell'ordine, però questa direi che è sicuramente una buona notizia ed è certamente la norma più spendibile da raccontare su questo provvedimento. Certo, e aggiungerei anche una cosa, diciamo così, trovo veramente lunari le motivazioni che riferisce il sottosegretario Molteni, le motivazioni che vengono addotte appunto dalla sinistra contro questo provvedimento. C'è addirittura un provvedimento che viene valutato come disumano, quando invece faccio mia l'osservazione di Molteni, che dice: a Ispica, grazie a questo decreto, nel giro di 24 ore una signora anziana si è ritrovata di nuovo in possesso di casa sua dopo che 5 tizi avevano fatto irruzione mentre lei era uscita di casa. Allora la domanda è: cos'è disumano? È disumano quello che hanno fatto alla signora o è disumano lo sgombero? Io un'idea ce l'avrei. Esattamente, è disumano che si possa tollerare reati come questo, che in Italia sono tollerati per troppi anni. Penso sia capitato a tutti di conoscere storie nelle proprie città di persone anziane, ma anche non per forza anziane, che magari si devono assentare qualche giorno perché vanno in ospedale, sono ricoverati, tornano e non possono rientrare in casa propria perché la casa è occupata e si trovano lo Stato che invece che tutelare loro tutela chi ha occupato. Questa è una cosa inaccettabile, quindi sicuramente questa legge andava fatta, ma come poi l'opposizione contesta pesantemente tutto il decreto sicurezza, anche perché, come dicevo, è un decreto che dà maggiore tutela alle forze dell'ordine. È previsto ad esempio che ci sia il reato di rivolta in carcere, è previsto che ci siano delle aggravanti per chi aggredisce o insulta gli agenti di polizia commettendo un reato, e tutte norme che servono a tutelare chi ci tutela. È stata raddoppiata la cifra, passa da 5.000 a 10.000 euro che lo Stato eroga agli agenti di polizia per ogni grado di giudizio nel caso in cui abbiano dei procedimenti legati alle loro funzioni. Insomma, sono tutte norme che servono ad aumentare la sicurezza e a tutelare chi ci difende. Poi voglio ricordarne anche un'altra su cui la sinistra ha fatto particolarmente baccano, che è quella del DASPO dalle stazioni. Questa è una norma che anche qui prevede che chi ha commesso determinati reati come l'accattonaggio piuttosto che i furti, gli scippi, queste cose qua, nel momento in cui esce di prigione o non va in prigione perché ha la condizionale, possa ricevere un DASPO da determinate aree, quindi proprio dalle aree come le stazioni, le aree che permettono di commettere determinati reati che tutti conosciamo, perché tutti sappiamo nelle stazioni delle grandi metropoli, ma non solo, purtroppo cosa succede. Nel caso in cui la persona violi il divieto, decadono i benefici carcerari e quindi fondamentalmente va dentro. Anche qua si tratta di far rispettare la legge, non è che si tratta di essere inumani. C'è un beneficio, il beneficio decade se tu sei recidivo, questo è il principio. Però insomma, diciamo che la sinistra non sa più a cosa attaccarsi. Mi aspetto che questa settimana sarà comunque una settimana movimentata alla Camera su questo provvedimento. Senta, il Tempo racconta appunto di
Matteo Salvini, che sarà a Reggio Calabria, a Messina, per diciamo così, sul tema dell'inizio dei lavori per il ponte sullo Stretto di Messina. Con il Quirinale dunque è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua a proposito delle norme sull'antimafia. Ma sì, anche lì mi pare che sia voluto esagerare sui giornali come sempre, creare uno scontro che non credo ci sia stato, insomma, anche perché può esserci stato un dissenso del Quirinale su una norma, ma il decreto infrastrutture è ben più complesso che quella norma lì. Cioè, quella norma lì voleva essere, diciamo, una semplificazione delle procedure dei controlli antimafia, c'è una valutazione diversa da parte del Quirinale, ma non è che da quella norma dipende o meno l'avvio dei cantieri, ecco. Quindi non c'è motivo per cui Salvini non debba andare a Messina a parlare del ponte, visto considerato che col decreto infrastrutture ci saranno delle norme all'interno per facilitare e accelerare ancora di più i lavori. Senta, io ho qui sotto mano pagina 13 del Corriere della Sera di stamattina. C'è un'intervista all'ex presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera, che peraltro è uno dei più eminenti costituzionalisti d'Italia. Gli viene posta questa domanda dalla collega Virginia Piccolillo. Dice: Salvini parla di sentenza politica, mi sto riferendo ovviamente alla sentenza dell'adottabilità di due madri col concetto di madre intenzionale. Salvini parla di sentenza politica perché dice lede il diritto del bimbo a venire al mondo con una mamma e un papà. Sbaglia anche lui? Sì, perché il punto è che non si può disconoscere il diritto dei minori all'inserimento in una comunità di affetti. Le convenzioni internazionali impongono di seguire the best interest del bimbo. E quale può esserlo più di essere accudito dalla nascita da una coppia che ha condiviso, persino violando la legge, la decisione di farlo venire al mondo? E ora il Parlamento quale strada deve intraprendere? Per un legislatore meno indolente c'è spazio per intraprendere entrambe le vie, può inasprire il divieto, la maggioranza l'ha già fatto approvando il reato universale per il cosiddetto utero in affitto, ma può anche allentarlo. Schlein promette una legge sui diritti delle famiglie omogenitoriali. Si può fare? La Costituzione consente battaglie politiche alte in entrambe le direzioni. Mi scusi, la decisione condivisa da due donne di far nascere un bambino, che io sappia, due donne se si mettono assieme non possono fare un bambino. Beh, questo è abbastanza evidente, nel senso che questa è la biologia, la natura. E poi io capisco il ragionamento che viene fatto, cioè il fatto che il minore debba avere insomma, in qualche modo la possibilità di avere una famiglia, e del resto i minori che nascono, diciamo, in questi modi o che sono figli che poi vengono per scelte di vita, insomma, delle madri, dei padri, che si trovano in famiglie omogenitoriali, chiaramente non hanno colpa. Il punto però, come giustamente diceva nell'articolo lo stesso diciamo commentatore, c'è una legge in Italia, cioè la legge ad oggi non permette questo, quindi quando Salvini dice che la sentenza è politica dice una cosa corretta, perché è una sentenza che di fatto crea una legge nuova che in Italia non c'è. Cioè in Italia non c'è la possibilità di adottare minori da parte di coppie dello stesso sesso, ci sono i cosiddetti le unioni civili, quindi c'è la possibilità per persone dello stesso sesso di non è un matrimonio, insomma l'unione civile è qualcosa che ci va molto vicino, ci sono altri diritti, altre cose, il diritto ad adottare un figlio non c'è. E perché non c'è? Perché il legislatore, perché noi valutiamo che si debba tutelare prima di tutto il diritto del minore ad avere una famiglia formata da un uomo e da una donna, e anche perché la definizione di famiglia nella legge italiana è quella, oltre che essere, voglio dire, la natura che tutti quanti conosciamo. Quindi si può discutere di tutto, il Parlamento potrebbe anche cambiare queste norme, allargare sui diritti civili, resta che ad oggi è una sentenza politica, perché è una sentenza che va oltre a quelle che sono le leggi del nostro paese, quindi è una sentenza che ha creato, diciamo, una situazione che la legge non prevede. Molto bene. Senta, per concludere, ci sono state molte polemiche sulla legge, a proposito, su un'eventuale nuova legge sulla caccia, e addirittura si è detto potranno sparare anche in spiaggia tutto l'anno, faranno quello che vorranno. Ma perché ogni volta che si parla di queste cose, peraltro di una legge che ancora non esiste, perché stiamo parlando di una bozza che nemmeno ha cominciato tutto l'iter parlamentare,
Perché quando si parla di queste cose puntualmente deve finire sempre a bailamme? Ma guarda, io penso che lì c'è stato anche un errore da parte del Ministero dell'Agricoltura, che ha annunciato questa bozza scatenando tutta questa situazione qua, e penso che questo alla fine danneggi i cacciatori fondamentalmente, perché se passa il principio che si vuole fare dal Ministero una legge che amplia così tanto, è ovvio che c'è poi una reazione contraria forte, e questo rischia di stoppare tutto. Quindi sui temi della caccia noi lavoriamo in silenzio con grande attenzione. Abbiamo ad esempio nel gruppo con me Francesco Bruzzone, che è uno dei massimi esperti italiani del tema della caccia, e anche in questa legislatura abbiamo fatto delle proposte serie, abbiamo ottenuto dei risultati, ma bisogna farlo sempre non con l'annuncite, ma lavorando e sapendo che il tema della caccia è un tema estremamente divisivo, perché è una grande passione per una parte minima della popolazione, che però insomma chi come me abita in aree rurali, in provincia, sa perfettamente quanto è utile la caccia anche per mantenere l'equilibrio naturale. Certo che chi abita nelle metropoli, chi ha un rapporto diverso con la natura, con la campagna, con le zone montane, che è portato a vedere la caccia in maniera sbagliata. E però se guardiamo i numeri, purtroppo chi è contro la caccia, quindi chi abita nelle città e chi pensa che fondamentalmente il capriolo sia Bambi, è la maggioranza in questo paese, come in tutta Europa, insomma, come in tutto il mondo occidentale. Quindi quando si parla di caccia bisogna secondo me essere sempre molto prudenti, non fare annunci a vuoto e cercare di ottenere dei risultati, andare a risolvere i tanti problemi che ci sono, senza farlo diventare uno scontro ideologico, perché se diventa uno scontro ideologico e poi sai già chi vince, nel senso che gli anticaccia sono dal punto di vista mediatico e dal punto di vista dei numeri molti di più di chi pratica questa attività. Certamente. Per finire, quali saranno i suoi prossimi appuntamenti questa settimana, oltre al DL sicurezza? Beh, alla Camera questa settimana appunto c'è il DL sicurezza, poi avremo un'informativa mercoledì del Ministro degli Esteri su Gaza, e quindi quello sarà di nuovo un terreno di scontro, perché anche su questo, come sapete, l'opposizione attacca il governo, neanche fosse il governo che avesse delle responsabilità su cosa succede nella striscia, e quindi assisteremo anche lì allo show delle opposizioni. Quindi una settimana alla Camera certamente molto, molto movimentata, perché tra Gaza, dove ci sarà la strumentalizzazione dell'opposizione, e il decreto sicurezza, dove cercheranno in tutti i modi di rallentare il provvedimento perché è una battaglia politica che hanno già annunciato, sappiamo già che faremo le ore piccole insomma questa settimana a Roma, quindi vedremo anche quando torniamo a casa, in base a quello programmerò gli appuntamenti. Va bene. Allora, grazie e buona settimana, a lunedì prossimo. Anzi no, a lunedì prossimo, 2 giugno. Grazie. Un saluto a tutti, grazie. Qui Parlamento. Oh, ecco fatto. Allora, bella gente, le 9:17 minuti e 17 secondi. Abbiamo alcune zappe che voi avete inviato. Diamo un'occhiata ad esse. Intanto tolgo la condivisione, tanto non serve più. Tac, vienitene via, fatto. Allora, Camera, Senato, Senato, Camera, poi arriva la Cassazione e fa quello che vuole, ancora. Buongiorno, 2 domande al sottosegretario. La prima, cioè a Molteni. No, questa l'avevamo letta. Ecco, Mauro Filosofo, vicepresidente del comprensorio alpino di Caccia Treviso 31, mi scrive: buongiorno Antonino, buongiorno a te. La legge sulla caccia ha bisogno di essere adattata al mondo odierno e quindi sarà rifatta e rivista. Bruzzone sta facendo molto bene. Oggi la caccia è veramente tutela dell'ambiente e della biodiversità, soprattutto perché il cacciatore si prende cura dell'ambiente, poiché oltre a monitorare e a censire gli animali, si occupa anche degli sfalci, del ripristino ambiente e della collaborazione con chi pratica la pastorizia e di molto altro che per ragioni di tempo non elenco. Il discorso sarebbe ancora più ampio, infatti purtroppo però l'opinione pubblica non è competente in materia agrofaunistico-venatoria e gli ambientalisti rappresentano un'ala estremista che lavora con una certa politica solo per accaparrarsi consensi, facendo leva sull'emotività e sull'incompetenza e ignoranza in materia della gente comune. Queste forme ideologiche sono la vera disfatta dell'ambiente e della democrazia. La caccia influisce solo lo 0,66% come dannosità rispetto a tutte le altre forme
di distruzione dell'ambiente, come le follie green di Bruxelles. Mi fermo qui, ma potrei proseguire oltre. Ancora, ma da quando l'accattonaggio è reato col decreto sicurezza, cosa non si fa per un voto in più, Francesco? Lo era fino al 1999 nel codice Rocco del 1930. Poi venne depenalizzato da Prodi. Onorevole Molinari, quante parole, quanti fatti non fatti. Basta, fatele le cose. Occupano le case, metteteli subito fuori, arrestate queste persone, Gino. E infatti vengono messi subito fuori col DL sicurezza. Dopodiché c'è una condanna che può arrivare fino a 7 anni. Ancora, ma quale mentalità viene inculcata a questi poveri bambini adottati da queste coppie fittizie? Gianni da Brescia. Guarda, questo non lo so, io so solo che nel mio condominio, ti voglio raccontare questa cosa, nel mio condominio c'era una famiglia che non erano credenti, erano 68. Allora a un certo punto cominciammo tutti quanti, arrivati ad avere 10 anni più o meno, a fare le prime comunioni. E naturalmente questi, i ragazzini vedevano tutti gli altri che si vestivano bene, facevano la festa, la prima comunione e quella. E i genitori, insomma, cercavano di smorzare le loro curiosità a proposito della prima comunione. Questo per dirti. Va bene, le 9:20 minuti, apriamo i telefoni, dai, 0292947222 se volete essere dei nostri e dire la vostra. Vi volevo ragguagliare su Nordio, che dice questa cosa sul caso Garlasco, proprio una cosa brevissima perché, ripeto, a proposito, no, questa cosa ve la voglio dire. Da Repubblica, mobilitazione per Gaza, una manifestazione per Gaza, i partiti del centro-sinistra si mobilitano, dopo l'ultima strage dei bambini, cresce il fronte che chiede al premier israeliano Benjamin Netanyahu lo stop ai bombardamenti. Ieri l'ha fatto anche Nanni Moretti con un post. A Khan Yunis uccisi 2 operatori della Croce Rosa, in Ucraina i raid continuano, Zelensky dice colpa del silenzio USA. Andiamo a pagina 2, no, questa no, ecco qua. Questo è Nanni Moretti che rompe il silenzio. Quanti palestinesi devono ancora morire perché tu o Netanyahu sia soddisfatto e finalmente la smetta? Ma il problema non è che muoiano, cioè non è la domanda quanti ne devono morire ancora, la domanda è quanti Hamas ne usa come scudi umani, perché se cedessero tutti i sequestrati, tutti gli ostaggi israeliani, vorrei ricordarlo alle anime belle, ci sono ancora 50 persone che stanno là sotto nei tunnel da 600 giorni. Se venissero liberate, la guerra finirebbe, ma stranamente qualcuno non vuole. Pronto, chi è là? Pronto? Sì, Mario, buongiorno. Buongiorno, buon inizio settimana. Anche Spero a te. abbiate fatto tutti un buon weekend. Allora, ragazzi, quando i cineasti si occupano di politica e combinano disastri, ho saputo, ormai è diventato quasi il consigliere politico ufficiale, che una decina di giorni fa circa, per la quinta o sesta volta, Oliver Stone si è legato al Cremlino da Putin. Puntini, ci siamo capiti, no, Danna? Allora, se la diplomazia la devono fare i cinematografari, siamo finiti. E poi ci stanno certi registi, con idee cosiddette liberal, che sono veramente il disastro della politica. Facessero i cinematografari, non si occupassero, perché la notizia è clamorosa. Oliver Stone al Cremlino, dopo che già c'è stato negli anni passati 7-8 volte a fare interviste chilometriche, già le faceva su Fidel Castro. Già, ci siamo capiti, Danna. Ma quello che io voglio chiedere, Danna, è una domanda che è prodromica a quello che devo dire. Lei considera Maurizio Belpietro un giornalista serio? Ma non capisco perché mi poni questa domanda. No, è prodromica a quello che devo dire. No, io perché lo considero serio. Ecco perché io lo domando. Ma io considero tutti i giornalisti seri, perché io non sto a fare
le accuse, a dire quello è un cornuto, quello fa schifo e quello qua e quello là. No, I colleghi io li rispetto tutti a prescindere. Allora, no, è prodromica, la mia non è che era un'insinuazione, perché Maurizio Belpietro, che io considero una persona seria, E io ieri o pure. l'altro ieri, Maurizio Belpietro, che io considero una persona seria, E io ieri o pure. l'altro ieri ho letto un bell'articolo, va bene, sulla verità, su quello che io sto dicendo da un po' di tempo, va bene, sulla la stretta, cioè praticamente sulla creazione di un grande centro tra Forza Italia e Azione con l'appoggio del Moviola, cioè Gentiloni, per far cadere il governo Meloni. Io predico nel deserto, nessuno mi crede, sulla politica di Mediaset, vabbè, continuiamo così. Praticamente Belpietro diceva che la Meloni rischia molto perché tra l'altro è un personaggio anomalo, perché non si è mai visto uno che dopo quasi 3 anni di governo ha lo stesso gradimento, ancora di più di quando aveva vinto le elezioni. Di solito, sai, in Italia gli innamoramenti durano al massimo 6 mesi ed è un pericolo. E c'è questa grande unione per eleggere il vero obiettivo, che è quello lì di eleggere il nuovo Presidente della Repubblica nel 2027. E chiudo dicendo, perché l'Italia non è una repubblica presidenziale, ma il Presidente ha più poteri di quelli che uno pensa. Intanto quello di sciogliere le Camere, poi il capo del CSM e ha vari altri poteri. E il vero potere occulto in Italia è il Quirinale, non è Palazzo Chigi. E Belpietro insinuava che questo fatto tra Forza Italia, Calenda, certi interessi di Mediaset si unissero per fare scarto alla Meloni. Io questo lo vado dicendo da un po' di tempo, meno male che ho il supporto di un giornalista serio come Belpietro. Tutto qua, siccome vengo preso sempre sbeffeggiato per cretino quando dico che c'è questo complotto, ma i complotti non esistono, e non è vero. I complotti della storia dell'umanità ci sono sempre stati, dalle liti di marzo di Giulio Cesare fino a Kennedy. Grazie Danna, ciao. Oremus, il Presidente della Repubblica comunque si vota nel 2029 e non nel 2027, tanto per cominciare. Secondo, il Presidente della Repubblica dispone del potere di scioglimento delle Camere che non esercita quando si alza la mattina. Non è che stamattina Mattarella si è alzato appestato con il mignolino del piede destro e allora ha deciso di sciogliere le Camere. Da prassi costituzionale è un atto che il Presidente compie quando il governo arriva all'impasse, la Camera arriva, il Parlamento all'impasse, sentiti i 2 presidenti di ambo i rami del Parlamento, sentite anche le forze politiche, quindi non è una cosa arbitraria. Detto ciò, che la figura del Presidente della Repubblica in questo Paese abbia acquistato sempre più potere è dovuta al fatto che le forze politiche dalla metà degli anni '80 a oggi sono diventate sempre più deboli, perché con una forza politica forte i Presidenti della Repubblica stanno al loro posto. Questo è. Altre telefonate, pronto chi è là? Sì, buongiorno Antonino, sono Luca da Colico. Ciao Luca, buondì. Io volevo dare una spiegazione al perché succedono fatti come la memoria di Ramelli che viene continuamente vituperata e proporre una soluzione. Prego. Il problema è che in Italia si festeggia il 25 aprile con una menzogna, perché l'Italia non è stata liberata dai partigiani, è stata liberata dagli anglo-americani. Faccio notare che la Francia, che è stato un paese occupato dai nazisti e poi liberato, non festeggia il giorno in cui è stata liberata Parigi, ma festeggia l'8 maggio, il fine della guerra. Quindi, e dico un'altra cosa che molti non sanno, per la giustizia italiana tutti i reati compiuti tra il 25 aprile e l'8 maggio sono andati, diciamo, cancellati. E mi riferisco a diversi regolamenti di conti e omicidi anche da parte di personaggi poi diventati famosi per la nostra Repubblica. Io propongo una cosa, intitolare il 25 aprile la festa della Resistenza, perché in effetti oggi quello è la festa della Resistenza e l'ANPI ha tutto ragione di rivendicarlo, perché i partigiani hanno combattuto con coraggio e hanno partecipato alla liberazione del paese, per cui il 25 aprile deve essere la festa della Resistenza e poi istituire un'altra festa, l'8 maggio,
in cui si festeggia come negli altri paesi europei la fine della guerra, perché questo porrebbe fine a un equivoco. Quello che dobbiamo festeggiare, perché la fine della guerra significa una riappacificazione tra tutti i contendenti e tutti gli attori di quell'orrendo conflitto, mentre invece il 25 aprile festeggia i vincitori e di fatto esclude il sangue dei vinti, come direbbe qualcuno. Io auspico che si faccia questa cosa, festa della resistenza e l'8 maggio festeggiare la fine della guerra. Cosa ne pensi? Grazie. Allora, intanto tu ti riferisci all'amnistia che fece Togliatti, ma detto ciò, festeggiare l'8 maggio che cosa? Il fatto che l'Italia ha perso una guerra che è costata oltre 500.000 di morti, che ha visto la distruzione e l'annientamento anche col nostro contributo di tanti cittadini ebrei. Dobbiamo festeggiare che cosa? Un regime che ha catafottuto questo paese in una guerra orribile e in un'avventura senza ritorno, che poi abbiamo ovviamente perso, giustamente, aggiungerei. Giustamente. Non lo so, io credo che non ci sia molto da festeggiare, anzi, proprio niente, proprio niente. L'altra cosa, il vero problema non è la festa della Resistenza. Il vero problema è che della gente di una determinata parte politica si permette di ritenere propria una festa che in teoria dovrebbe essere delle ricostituite forze armate italiane, persino della monarchia italiana rappresentata dal luogotenente Umberto di Savoia e poi re di maggio Umberto II di Savoia. Dovrebbe essere la festa dei partigiani cattolici guidati da Enrico Mattei. Dovrebbe essere la festa degli alleati, di tutti quei ragazzi che sono morti nei cimiteri e che riposano nei cimiteri in tutta Italia, dal sud fino al nord. Dovrebbe essere quella festa, dovrebbe essere quella celebrazione. Se siamo tutti assieme è un discorso, allora sì, è una festa. Ma se è la solita storia che all'improvviso sono venuti i partigiani comunisti di Stalin e hanno liberato l'Italia e l'Italia doveva diventare un satellite dell'Unione Sovietica, non mi fa piacere. Dimenticavo, deve essere anche la festa di tutti gli italiani, non solo gli internati militari in Germania che hanno riacquistato una dignità da qualche anno, e giustamente aggiungerei, ma anche la festa di tutti gli altri italiani che hanno legittimamente servito nelle forze armate del Regno d'Italia e si sono fatti 7 anni di prigionia in Sudafrica e sono tornati in Italia nel 47 e nessuno gli ha chiesto monarchia o repubblica e nient'altro. Tenete a mente. Va bene, chiudiamo adesso liberamente e poi Giulio Cainarca con l'auto da fe e l'intervista con Mirando Berti, host ed enologo vero alle ore 10. Grazie per essere stati con noi e malgrado tutto, the best is yet to come. A stasera. Avete ascoltato la rassegna stampa.